Ciao, buonasera. Ci troviamo di nuovo a un'altra lezione di lingua napoletana in tempo di coronavirus. Vedete? E sempre la solita raccomandazione, statevi a casa, la A col circonflesso, alla casa. Oggi facciamo una lezione più divertente perché parleremo della cucina. Dinda cucina, vi porto in cucina. Quindi andiamo a vedere quelli che sono gli utensili, come si dicono in lingua napoletana gli utensili, quelli che dicevano come lo dicevano le nostre nonne e che ormai si è quasi del tutto perso. Andiamo a vedere subito, partiamo. Allora, questa qui, quella che in italiano si chiama la spumarola, in napoletano, come direte voi, le persone più adulte lo sanno, i ragazzi forse un po' meno, si chiama avotapesce, no? Quindi avotapesce, vediamo perché si dice così, è un termine composto dalla parola vutà, dal verbo napoletano vutà, che viene dal latino volvere, e dalla parola pesce, che in questo caso sempre dal latino piscem, va bene? Poi il mestolo in lingua napoletana, questo è più facile, è ocuppin, no? Anche questa è una parola di derivazione latina, perché viene dal latino cupam, dal latino classico cupam, che poi nel latino del volgo, quindi il tardo latino, è diventato cuppam con il raddoppio della P. La mestolina. Queste quando eravamo ragazzi, quante ce ne hanno rotte addosso le nostre mamme. La mestolina in napoletano si dice a cucchiarella, va bene? Quindi un piccolo cucchiaio, una cucchiara femmina, diciamo, viene dal latino cochelearium, vedete? Era un utensile, il cochelearium anticamente era un utensile che serviva a togliere il frutto dai frutti di mare, appunto, va bene? Il mattarello, questo forse è un po' più difficile, il mattarello in lingua napoletana si dice ulaganatur. Perché ulaganatur? Perché stende alagana. Alagana sarebbe la sfoglia di pasta e viene dal greco laganon. Va bene? Passiamo alla successiva. La tribottiglia. Ecco qua, ci troviamo di fronte adesso a un termine che viene dal francese. In napoletano è tirabuchot. Va bene, anche se tirabuchot ha una forma un po' diversa, viene dal francese, vedete, tire-bouchon, quindi tirare il tappo, il turacciolo. La forchetta, questa qui è un po' più difficile, perché immagino che tutti quanti starete dicendo, si dice a fourchette, come dice Siani, ma non in lingua napoletana, sì, ormai tutti quanti diciamo a fourchette, perché l'abbiamo preso dall'italiano, ma in lingua napoletana la parola è avrocca, che non è la brocca, perché brocca, l'abbiamo preso poi dall'italiano. Avrocca perché si dice così? Pensate che questa parola viene addirittura dal latino broccum. Broccum, che cos'era? Ovvero erano coloro che avevano i dentoni sporgenti, proprio come i denti della forchetta. Per questo si dice avrocca. Passiamo alla successiva, la forchettina da dessert, quindi quella piccolina a 3 denti. Se la forchetta è avrocca, questa è avructel. Avructel, la forchettina. Ovviamente l'etimologia è la stessa, quindi brocum dal latino. Il forchettone invece, quello lì che serve soprattutto per la carne, no? Quindi ecco il nome, guardate come si dice. A cacciacarne si può dire, proprio perché infila la carne e la tira fuori, ma si può dire pure avroccola, quindi dall'etimologia di prima. Poi abbiamo il coltello, questo è abbastanza semplice perché Ucutiel, quindi con la R, vedete, viene dal latino cultellum.
Questo qua è un po' più difficile. Questo è il coltellaccio del macellaio. Coltellaccio del macellaio che si può dire sia al maschile che al femminile. Al maschile o marraz, al femminile invece è amaraz. Quindi vedete che differenza che c'è, doppia R al maschile e una R al femminile. E viene dal latino del volgo maracium. D'accordo? Passiamo al successivo. Invece il coltellaccio, quello più grande chiaramente, che per altri usi, non per metterlo a tavola chiaramente, si può dire agurtel, ma si può dire anche adacciatura. Guardate questa parola, adacciatura, vi fa venire in mente qualcosa? Laccio, il sedano. Quindi adacciatura in questo caso è qualcosa che sfiletta, che trincia quasi. E in più si può dire anche allaccialard, perché con questo riusciamo a tagliare anche il lardo, la carne. Una volta lo si utilizzava, adesso di meno. Viene dal latino, curtella, dal latino cultellum. Poi abbiamo cucchiaio e cucchiaino, anche questo è un po' più semplice, o cucchiar o cucchiarin, che vengono dal latino, cosa è successo? Ecco qua, vengono dal latino cocelarium. La grattugia, quella per grattare il formaggio, allora in lingua napoletana diciamo arattacasa, si può dire sia al maschile che al femminile, arattacasa con la O o con la A finale. È un termine composto chiaramente questo da rattà, quindi grattare, che viene dal provenzale grattà, vedete, dal francese provenzale grattà, e da caso, o formaggio praticamente, dal latino caseum. Poi abbiamo la pentola di dimensioni, diciamo, normali, a caccavella. La caccavella, vedete, viene dal tardo latino caccabellam. Quando parliamo di tardo latino, chiaramente non parliamo del latino classico, ma di un latino del Medioevo, quindi un latino del Volgo. Il coperchio, quindi i coperchi per le pentole o per le padelle, in napoletano si dice ucummuoia, perché cummoia copre, infatti dal latino cum volvere, va bene? Il tegame, quindi un classico tegame, in napoletano diciamo utian, vedete, al maschile. Viene dal greco questa parola, teganon. Poi c'è la padella, quindi la padella quella col manico, atiel. Atiella, vedete, questo è al femminile, dal diminutivo latino tegellam. Abbiamo poi, eccola qui, questo è un aggeggio particolare, è la padella forata, che serve per le caldaroste, per le castagne. Allora, il suo nome è orullar, perché con questa padella si rulla, diciamo, si fanno saltare un po' le castagne dentro. Quindi viene dal latino rallum. Passiamo alla successiva. La tortiera, quindi è quel contenitore basso dove solitamente si mettono i dolci dentro per infornarli. Si chiama in italiano tortiera. In napoletano si chiama, quanti di voi lo sanno, a tortiera. Quindi è abbastanza semplice questo. Viene dal tardo latino tortam. Passiamo alla successiva. La teglia. Quindi la teglia è, diciamo, il contenitore che viene messo nel forno per infornare la pasta, la carne. In napoletano si dice ruote maccaruno furno, no? E viene dal latino rotam, quindi da rotam, vedete, dalla sua forma. Poi ecco qua un aggeggio ormai non più utilizzato, ma è la classica teglia di rame, che non viene più appunto utilizzata, ce l'avevano le nostre nonne.
La teglia in rame, questo aggeggio in napoletano si chiama Urutiel. Quindi vedete che differenza c'è rispetto a prima. Urutiel viene sempre dal latino, l'etimologia è sempre la stessa, rotam. Abbiamo poi il pentolone, ecco qua, questo è un altro pentolone grande, un altro aggeggio che non viene più utilizzato, o perlomeno non viene utilizzato nelle case, ma solo a livello rurale, quindi ancora nelle masserie, nelle case di campagna, perché questo pentolone serviva a fare le bottiglie di pomodoro, principalmente, ma anche per bollire le spighe che poi vengono vendute per strada. Il pentolone così grande viene chiamato Akaurar, che poi sarebbe la caldaia. Le caldaie classiche delle case di oggigiorno sono Ekaurar e viene dal latino calderaiam, dalla caldara, no? Questo è difficile, ecco qua, però lo utilizziamo sempre in casa questo. Il sottopentola, quelli fatti in paglia, quelli che vengono utilizzati per mettere le pentole che scottano ancora, o i piatti o qualsiasi altra cosa. Questo è difficile, in napoletano si chiama ukuoshena. Vedete? Ukuoshena, che poi tra l'altro è anche la base delle sedie in paglia, quindi quelle che vengono messe sulle sedie. Ukuoshena, dal greco koskinon. Il vassoio per le portate, diciamo, questo è più facile perché si dice aguantiera. L'etimologia di questa parola è più particolare perché, vedete, viene dal franco, quindi dal francese del nord della Francia, want, a sua volta dal latino della Gallia, perché il latino, ricordiamo, si è parlato un po' in tutto l'impero romano, quindi la Gallia, vantus, da vantus. Poi abbiamo il barattolo in vetro, in questo caso napoletano è un buccacce, no? Buccacce Pumarolo, buccacce Munignano Sottuoglie, che viene dal latino bauc alis. Lo stuzzicadente, quindi il classico stuzzicadente da cucina, da ristoranti, in napoletano si dice upalic. Upalic ha un'etimologia dal latino palicum e poi è entrato nel napoletano dallo spagnolo paliglio. Vedete, paliglio. I classici strofinacci da cucina. Questo in napoletano è bellissimo, è anche una parolaccia per offendere qualcuno, perché il panno da cucina, strofinaccio, canovaccio, in napoletano diciamo uscivre, che è poco conosciuto, ma si dice anche in questo modo, oppure la classica mappina. Va bene? La mappina, vedete? Quindi uscivre viene dal francese chiffé, credo che si pronunci, mappina invece viene dal latino mappam. La mappam sarebbe la tovaglia. Passiamo alla successiva, la tovaglia per l'appunto, vedete la classica tovaglia da tavolo, in napoletano si dice umsal. Umsal, dal latino mensale. Poi c'è la tovaglia, quella fatta in cera, quindi la classica incerata, in napoletano diciamo ancerata. Vedete come è scritto? Fate attenzione sempre perché in tutte queste parole io ho messo sempre l'articolo. Guardate l'articolo che è sempre preceduto dal segno, quindi dalla feresi. Mai messo dopo, mai omesso, va messo prima, a sinistra. Perché poi lo scopriremo in un'altra lezione perché va messo in quella posizione. Allora, ancerata viene dal latino ceram, che sarebbe la classica cera per le candele, quelle delle api, no? Il tovagliolo a completare la tavola, a sarviette, oppure al maschile si può dire usarviette. Ovviamente l'etimologia in questo caso è dal francese serviette. Poi abbiamo il grembiule, ecco qua. Ora già mi immagino molti di voi staranno dicendo umandsin. Attenzione, umandsin è il grembiule
che copre tutto il corpo, quello che si chiude, che è chiuso. Questo qua invece è soltanto il grembiule da cucina, quindi copre solo la parte anteriore della persona e si chiama, in napoletano si dice usanal oppure usinal. Vedete perché usanal? Perché chiaramente viene dal latino sinus, cioè dal seno, proprio perché copre dal seno in giù. Il misurino, che poi non è quello tradizionale, questa figura qui non rappresenta il misurino per l'olio o per l'aceto, ma più per l'olio, quello tradizionale. Il misurino in napoletano si dice umasugiel, e viene dal latino anche questo mensuram. Vedete, quasi tutte le parole vengono sempre dal latino, perché ricordiamolo una volta ancora, la lingua napoletana è una lingua derivata dal latino, quindi è una lingua neoromanza, non è un dialetto dell'italiano, va bene? Passiamo ai fiammiferi, possiamo dirlo in vari modi in napoletano, per esempio emicciariel o emicciarel al femminile, oppure i zurfaniel o i zurfanel. L'etimologia dal francese mesh, miccia, stoppino sarebbe, ed zurfanel dal latino sulfur, cioè lo zolfo. Poi abbiamo l'imbuto oppure l'imbuto piccolo. L'imbuto, diciamo, un mut, oppure con una M, un mut, e un mutil, dal latino imbutum. La bacinella, che non viene utilizzata in cucina, diciamo, però fa parte dell'arredamento delle attrezzature di una casa. La bacinella, quella grande, anche questa non più utilizzata nelle case, ma a Napoli diciamo a bagnarola. Poi se le vediamo più fuori allo stadio, non so se ci sono più, per dove vendono le bibite col ghiaccio dentro. A bagnarola, dal latino del volgo balneariola, va bene? Poi abbiamo la grossa tinozza, ecco qua, anche questa non la troviamo più nelle case, non si trova neanche più nelle case di campagna, però le grosse tinozze anticamente erano fatte in terracotta, poi sono diventate di legno e di altri materiali. Allora in napoletano si chiama ocufanatur. Guardate quanto è bella questa parola, ocufanatur, che viene dal latino cofinus, a sua volta dal greco kofinos. Andiamo avanti, il bicchiere o bicchiere si dice, quindi non c'è grossa differenza rispetto all'italiano, viene dal francese antico bichier. La brocca, ecco qua, ora tutti quanti direte, si dice avroc, ricordatevi era la forchetta, invece un buccal, che viene dal latino baecalem. Il piatto fondo, guardate in napoletano quanto suona bello, o piatta cupput, proprio perché diventa come un coppo, viene dal greco platis, ovviamente piatto viene dal greco platis, che significa largo, e dal napoletano cuoppo, accupputo viene da cuoppo. A sua volta cuoppo viene dal latino classico cupam, l'abbiamo visto anche prima, divenuto poi nel latino del volgo cuppam. Il piatto piano, o piatto schiana, oppure piatto spiana, ma forse schiano rende meglio l'idea del napoletano. Anche questa l'etimologia piatto l'abbiamo vista prima. Piano invece viene dal francese plan. La bottiglia, quella classica di vetro, anche di plastica, a bouteille, viene dal tardo latino, molti dicono viene dal francese bouteille, però prima di arrivare al francese, perché anche le lingue francesi provengono dal latino, sono di origine latina, viene dal tardo latino botticula, che è il diminutivo di buttis, cioè vaso, botte, qualcosa che contiene liquidi. Nel napoletano giunge attraverso lo spagnolo bottiglia e poi anche al francese bouteille. Bene, quindi attenzione alla derivazione della parola.
Il fiasco, il fiasco tradizionale dove si metteva il vino, si dice a bocce, perché è fatto a forma tondeggiante verso il basso, no? A bocce, se è buono. Dal latino del volgo boccia, vedete? La damigiana grande, il grande fiasco, non so se l'avete mai viste queste forme di queste damigiane grandi, ovviamente non si trovano in una cucina, anche questa, però questa qui c'ha un nome che è meraviglioso, o buccione vin, no? Anche questo dal latino boccia. La griglia, questa qui è la griglia dove si fanno appunto le grigliate sopra, si mette la carne, il pesce, le melanzane, i peperoni. La griglia in napoletano si dice arateglia. Vedete? Arateglia. Non abbiamo l'etimologia, non c'è scritto, vabbè. Poi abbiamo la bilancia, il tutto chiaramente in cucina come utensile, la bilancia per misurare le varie porzioni. In napoletano diventa a valance e viene dallo spagnolo. Ecco qui, viene dallo spagnolo balanza, d'accordo? Ecco qui. Allora, abbiamo fatto una carrellata di utensili della cucina oggi, giorno, e molti di questi chiaramente non vengono più utilizzati, altri li utilizziamo ancora. Ci vediamo la prossima volta per un altro filmato. Intanto ricordatevi sempre che in tempo di coronavirus statevi a casa e grazie assai a tutto quanto, e se ci volete seguire ricordatevi le pagine Facebook che sono I Lazzari, Toddic a lingua napolitana, Davide Brandi Poesie, Tombola storica del 1734 a lingua napolitana, e il profilo Instagram Davide Brandi Poesie e il canale YouTube Davide Brandi o I Lazzari. Grazie assai a tutto quanto, buona giornata.